Il percorso che sta facendo il Consiglio di Bacino è un percorso importante che tenta di mettere insieme i 5 gestori più importanti che abbiamo all'interno dei 90 comuni che vengono serviti dal servizio di raccolta rifiuti. Da questo punto di vista il lavoro è importante perché 5 gestori sono 5 peculiarità diverse, 5 aziende diverse da mettere insieme, non è semplice. Il percorso comunque è stato definito e allineato proprio grazie alla collaborazione che i gestori hanno anche dimostrato in questo periodo di tempo dal quale ci siamo costituiti, perché pensiamo che la costituzione del bacino Vicenza risale a fine 2019. Prosegue dunque il percorso verso un gestore unico dello smaltimento dei rifiuti della provincia di Vicenza. Il Consiglio di Bacino, voluto dalla Regione Veneto, mira a razionalizzare le modalità e i costi per i 6.800 abitanti dell'area. Attualmente i gestori nella zona sono 8, ma nel 2023 scenderanno a 2. 5 società che gestiscono i servizi in house per 16 comuni, infatti, si fonderanno in un unico soggetto. Novità anche per il termovalorizzatore di Schio, dove si è stabilito un accordo che prevede che i 90 comuni potranno conferirvi il secco non riciclabile, un modo per allungare la vita della discarica delle ceneri di Grumolo della Badesse. La discarica di Grumolo era fondamentale ed è ancora fondamentale e accoglieva circa 40.000 tonnellate annue. Ovviamente se continuiamo a portare questa entità vuol dire che la discarica nel giro di pochissimi anni, parliamo di 2 o 3 anni, potrebbe andare a esaurimento e va a cozzare contro una logica anche corretta secondo il mio punto di vista, dove no a nuove discariche, e quindi in realtà l'effetto di poter allungare la vita utile è fondamentale. Avete stimato in quanto tempo? Ma abbiamo stimato che possa avere ancora 6-7 anni di vita utile residua.